Dunque, prima vi hanno portato all'ospedale di Codroipo. E dall'ospedale di Codroipo... Perché si vede che loro non erano sicuri di restare sul tagliamento. Li ha portato in Austria. Credevano che facessero... E dove in Austria vi hanno portato? Ma guardi, verso Graz? l'Austria è grande. No, perché conosco persone della zona. Si Smungesberg, nomi tedeschi. Vabbè, e come si è trovato in questo ospedale? Come vi trattavano in questo ospedale? No, non trattavo niente perché non so niente perché sono stato ferito e mi hanno medicato e al mattino dopo siamo messi sul camion, non solo io però. Solo lei? Ci hanno fatto attraversare Udine, Gorizia che era un mucchio di cenere, di sassi, che era distrutta completamente. Siamo portati a San Pietro col treno e siamo portati in Austria. E di Udine com'era quando siete passati attraverso Udine? Era male. Cosa ricorda di Udine? Sì, mi ricordo che i magazzini erano portati via. Ma anche Udine era... anche Udine naturalmente, si risentiva di questo. Ma dopo... mi hanno tenuto 6 mesi in ospedale? Prigioniere coi soldati. Coi soldati? Anche se era piccolo, anche se lei aveva... Quanti anni aveva? Come? Anche se lei era piccolo, era giovane, quanti anni aveva? 15 anni avevo. E l'hanno tenuto prigioniero? Nel 17. E dopo finalmente si sono sognati di mandarmi a casa. È per quello che sono qui, altrimenti un compagno mio non si sa, è morto. Uno di quei 3? Forse è morto di fame, penso, perché era fame quella volta. Tanti militari gridavano nelle baracche che erano gravi proprio, capito? Perché davano poco da mangiare. Ma come si chiamava questo campo in cui lei era prigioniero? Non so, bisognava che sapessi, bisognava che sapessi il tedesco, austriaco, insomma. Ho capito. Il tedesco. E morivano proprio, ma alcuni morivano di fame. Portavano via ogni giorno morti. E dove li portavano? Li portavano al cimitero. Era lì vicino? Sì, era poco lontano. E lei dopo 7 mesi l'hanno rimandato a casa? Sì, hanno visto forse la faccia, era giovane, è andato a casa. In questo suo paese che si chiama, come si chiama il suo paese? Non me lo ricordo più. Coderno di Sedegliano. Ecco, come si stava durante l'anno in cui c'erano i tedeschi? Come si abitava? Come si viveva? Non si stava male perché si trovava da mangiare nel mio paese. Sì? Sì, perché la campagna dava... Non ha patito la fame? No, a casa no, per carità. Ma che dicono che venivano sempre gli austriaci a requisire? A Pasqua mi hanno mandato a casa e sono venuto col treno. Sono smontato nella stazione nostra qui, capito? Di Udine? E mi hanno lasciato andare. In che stazione è sceso? Come? In quale stazione è sceso? Qui, la stazione di Udine. E, insomma... Sono andato a casa, sono circa 20 km, sono andato a piedi. Capite? E ogni paese... Ogni paese? Tanta fame, chi aveva campagna da mangiare. Si seminava l'orto e si batteva Santa l'orto. Caterina, dopo Casino di Prato, dopo di Prato, Anche lei si ricorda. Plasenci, no Plasenci. Vedevano che aveva fame, insomma. Altro che. E per fortuna Dimagrito molto. Per fortuna le hanno dato da mangiare. Un mio compagno è morto, non è tornato più. Ho capito. L'altro invece è stato come me nei campi di concentramento. E l'hanno lasciato lì? E l'ha mandato a casa dopo 7-8 mesi quello. Ho capito. Sì.
Quindi ha avuto una bella esperienza proprio? Come? Ha avuto proprio una bella esperienza di quella guerra. Ma se l'è cavata, vedo bene, dopo la fortuna. È un capriccio nostro, abbiamo voluto andare a vedere Codroito, capito? Perché Codroito era, si può dire, era in un negozio di vestiti, di negozi fuori, buttato fuori, capito? E lei a Codroipo è successo questo? Sì, a Codroito, si capisce. Era alla stazione. Ah, vicino alla stazione? Ho trovato una bomba, una chip, capito? E la buttata è caduta proprio sul binario del treno. L'avete buttata voi? Vicino alla stazione. Per gioco? L'avete adoperata come un gioco o l'avete buttata? Ma per gioco, non si sapeva neanche che cosa fosse stato queste cose. Ho capito. È caduto per caso proprio sul binario, è scoppiata e è venuto. Uno è andato, è riuscito ad andare a casa, è avvertito, ma me non hanno potuto vedermi. Ho capito. Capito? Perché mi hanno portato in Austria. Molto. Sono stato 6 mesi. Ho capito. Sì. E dopo gli ultimi 6 mesi, fino a che è finita la guerra, non se l'è passata proprio tanto male. No, e dopo a casa c'era da mangiare. Ma c'erano anche profughi nel vostro paese? C'erano gente da fuori? Sì. C'era gente? Ancora? Come? Era venuto anche gente da fuori nel vostro paese? Foresti? Sono passati i tedeschi, insomma gli austriaci. La ritirata di Caporetto, no? È passato giorno e notte, e pioveva a dispetto proprio. Sul tagliamento hanno fatto saltare il ponte e sono andati dentro. Sì, no, ma lei mi ha già parlato perché altrimenti non sento più le altre. Allora chi è che vuole parlare adesso, raccontarmi i suoi ricordi? Lei, vuole parlare lei? La signora, ecco, provi lei, cosa si ricorda? Siamo scappati gli ultimi giorni di ottobre. Da che posto siete scappati? Da Pinsano al Tagliamento. Proprio vicino al ponte? Hanno fatto saltare il ponte verso il 29-30 del mese. E il forte di Osopo sentiva solo che scoppi dappertutto. No? I tedeschi venivano avanti e sparavano, no? E allora si scappava, no? Col treno, il treno andava un poco e dopo si fermava, allora si scendeva a piedi, si andava oltre Casarsa e siamo andati a piedi e sopra erano gli apparecchi tedeschi, no? E i soldati italiani volevano sparare, allora la gente ha cominciato a gridare no, non sparate perché sennò ci uccidono tutti, no? Si vedeva le bombe che arrivavano. E siamo andati a piedi, qualche volta qualche pezzo in ferrovia, ma il treno non andava, si fermava dove voleva. In mezzo ai campi. E siamo andati avanti così. E il nome suo? Il nome suo? Il nome mio? Luigia Concari. Concari. Nata? A Pinsano al Tagliamento. Il 1900? Tanti anni fa. Anche... Lo dico io se vuole. Più o meno. Il 20 gennaio del 3. Del 3. Complimenti, vuol dire che ha 95 anni. Arrivarci. Siamo andati a Firenze, ma fame. Strada. Perché tanti profughi arrivati in città e allora la gente brontolava, no? Potevate stare a casa e adesso non si ha neanche noi roba da mangiare, no? Ma prima di Firenze si ricorda le strade che ha fatto per arrivare a Firenze? A Firenze? Prima di arrivare a Firenze? Per arrivare a Mestre abbiamo fatto a piedi avanti e indietro, i treni non andavano. Solo da Mestre praticamente il treno? Era pieno, le
le strade erano piene di militari che Andavano in ritirata, no? La gente, i carri, biciclette, tutto quello che potevano andavano avanti così, no? E a piedi, così siamo arrivati finalmente a Mestre. a Firenze. Sì, ma il treno l'avete preso a Mestre, ho capito male? Il Come? treno l'ha preso a Mestre, Sì. o no? E com'era in treno? Com'era? Stretti, larghi? Come eravate in questo treno? Il treno. Eh, fino a Militari, Firenze. militari, gente, bambini che piangevano, un caos. Vi dico io che io non so, bisogna solo vedere per capire cosa è stata la ritirata. Di tutto. Di tutto. E arrivati a Firenze non siete stati accolti bene? No. No, perché è arrivata tanta gente e mangiare non c'era tanto, era la tessera. E allora ci davano la colpa a noi, che potevamo stare a casa e non andare a portare via il mangiare a loro. No? E in particolare dove vi hanno messo a Firenze? A Firenze e a Santa Maria Novella, sotto i portici. E dopo di lì abbiamo trovato una casa, una camera in 2 o 3, siamo uniti un po' alla volta così. Poi è migliorata la situazione un po'? Sì, ma sul principio è stata dura. E durante tutto l'anno che siete stati profughi a Firenze, cosa avete fatto? E sono stata io poco perché avevo perso mia mamma per strada, no? E non sapevo dove era andata. Lei non sapeva niente di me. No? E dopo, mediante una famiglia, ho scritto io, e ha scritto mia mamma e ci ha messo in comunicazione. Allora siamo andati in provincia di Campobasso, là siamo stati bene. A Campobasso? Sì, in che paese? Bene trattati dalla gente, proprio da mangiare, ci portavano la farina, l'olio, cosa sì. Lì sì, ma a Firenze fame. I primi giorni proprio fame. Ma ascolti, a Campobasso in che paese? Monaciglioni, provincia di Campobasso. Monaciglioni. Che non era neanche la ferrovia, si andava con la ferrovia, si fermava il treno lì e dopo era più di un'ora di cammino a piedi, che non c'era neanche la strada, ancora in quel paese. E dove neanche una strada? Si cammina... Mio zio era maestro, è andato là a far scuola e allora è andata anche mia mamma insieme perché i mariti e gli uomini erano tutti militari. Suo zio come si chiamava? Chi? Suo zio che faceva il maestro? Concari. E di nome? Antonio. Antonio. Lui durante l'anno di profugo ha fatto il maestro? Lì siamo stati bene, perché la gente ci portava la roba lì. E forse non c'erano tanti profughi, o sì? In quel paese eravamo solo noi. La vostra famiglia, Concari, Sì. quanti sarete stati? Io ero sola, dopo morta, e poi è morta la mamma. È morta anche la spagnola. mamma? Di spagnola. E sono rimasta E suo zio? con mio zio un poco, dopo ho cambiato. E quei ragazzini di questo paese come si trovava? Che parlavano anche un dialetto diverso, riusciva a parlare? Sì, si aveva imparato anche a parlare nella loro maniera. Sì, qualche Però parola. ci trattavano bene. Dica qualche parola della loro maniera che si ricorda. Cosa hai imparato? Di cosa? Di quelle parole lì, cosa hai imparato? Che ricordarsi adesso sono stati tanti anni. Qualche battuta? Ma io avevo imparato a compagni di loro a parlare come loro. Come che fosse nata sempre a Benevento, come fosse sempre stata a Io ho Benevento. detto abruzzese, no? Abruzzese, Benevento, sì, più o meno. Lì. Sì, in Abruzzo, Campobasso. Sì, adesso... Insomma, lì è andata bene dopo. E fino a quando è rimasta? Un anno. E quindi è ritornata? Siamo appena tornata all'Italia, qua siamo venuti su. Ecco, e cosa ha trovato a Pinzano? Niente. La sua casa? Niente. Ma dov'era? Vicino al ponte? Il letto di dormire. E come ha fatto?
E come ho fatto? Come si è fatto? Non lo so, che ero ragazzina quella volta. È e tornata non si su sa. da sola o con suo zio? E dopo io sono andata via da mio zio, no? Perché lui aveva 5 figli, io ero la più vecchia, ne avevo 15. Ah, E 15 allora io sono andata a lavorare. Dove? E mio zio è rimasto con i suoi. Sempre a E Pinzano. sono rimasta a Udine Ah. e mi sono sposata, ho i Cioè, figli. suo zio abitava a Udine allora, suo zio maestro. Prima no, a Pinsano, Anche quando lui. siamo scappati. E poi suo zio ha trovato a Udine allora di Dopo andare. siamo venuti a Udine perché mio zio cercava, le servivano le carte perché era maestro e per poter insegnare doveva presentare e siamo venuti qua. Ma la sua casa di Pinzano era proprio vicino al ponte allora? Non c'è rimasto niente. Ma qua in che zona era del Tutto, paese? neanche le porte né le finestre. Ma era tutto. vicino alla chiesa? Dov'era? Com'è? La sua casa, in che posto era del paese? E in paese, In centro? Adesso si case potrebbe... vecchie. Sì, ma adesso cosa c'è in quel posto lì? E adesso è messo a posto, oggi è tutto cambiato. No, ma per rendermi conto, se dovessi andare sul posto, adesso cosa c'è? E adesso Dove abitava? io non ho più nessuno. No, ma lì e non vicino vado mai. all'epoche, vicino al cimitero, vicino di sempre, resta No, vecchiello, non la crepe. c'entro, no, il cimitero è Cos'è fuori. la chiesa vicino? Era Cos'è? proprio in centro, insomma. Sì, in paese proprio. Ho capito. E la chiesa come l'ha trovata di Pinzano quando è tornata a casa? E trovato quando siamo tornati male. Male, Anche la tutto, anche la chiesa. case rovinate, Perché mi portato dici- via, tutto raccolto, avevano portato via i tedeschi, appena arrivati hanno preso tutta la roba, era appena fatto il raccolto, no? Hanno portato via tutto. Ma a voi chi vi ha detto di scappare? Chi è stato a dirvi di scappare? Chi ci ha detto? Dopo Caporetto. Arrivano i tedeschi e tutti scappavano, e così scappava anche noi. Lei e sua mamma? Sì. E aveva altre sorelle? E altra gente del paese, tanti sono rimasti, tanti sono venuti avanti un po', poi si sono fermati, sono tornati indietro e noi siamo andati un po' a piedi, un po' in tradotta. Quindi quando lei è partita, ovviamente il ponte era ancora sano, insomma, il ponte. Ah, ma voi eravate già, Pinzano è già di là? Sì. Pinzano è già di qua del tagliamento, non c'entra? Sì, infatti è sotto Pordenone, Sono ho state capito. giornate brutte. Ma mi diceva che sentiva i colpi di cannone dal forte E di come Osoppo. anche, e si sentiva sparare da tutte le parti. Ma era da Osoppo o da Monte Ragogna? Osoppo, Da Ragogna, nel mio paese si vedeva il forte di Osoppo e sul tagliamento, no, quindi, lì hanno fatto saltare gli italiani, no? Perché arrivavano i tedeschi e anche il ponte aveva fatto saltare. Ho capito. Prima Arcata, Sì. era premiato tutto quanto. Ho capito. E allora ripeto il suo nome per finire, che Luigia Concari. Luigia Concari. Dopo se le viene in mente qualcos'altro. E passiamo a un'altra signora allora adesso. Io no. No, lei non ha ricordi. Ma di Udine non c'era nessuno che abitava a Udine. Nessuno di voi abitava a Udine. A Udine. Io sono di Rivignano. Lei abitava. Ma lei non è della guerra, non ha ricordi della prima guerra. Come fa? Imbroglia le frasi. Perché mi dica che mi interessa sentire. Io mi ricordo, No, stia seduto. è un fatto lugubre. Mi ricordo che le retroguardie tedesche che si ritiravano, via Malegnano, via Marsala, dove c'è il sottopassaggio lì, no? Lì è stato, dunque, erano le retroguardie tedesche e le avanguardie italiane che arrivavano. È stata una battaglia dove c'è l'ospedale Getrasuta lì, no? Era un boschetto lì. Lì ho visto accadere effettivamente 2 tedeschi, un italiano e 2 cavalli.
ero piccolo, avevo 4 anni, però la roba lì nessuno me la cava dalla testa, li ho presenti come adesso. E com'è stato questo episodio? Si vede che la retroguardia tedesca, qualcheduno è rimasto indietro, l'avanguardia italiana li ha presi, ecco. Sono stato piccoli contingenti da una parte e dall'altra, diremo. Pattuglie, no? diciamo. Sì, pattuglie, che quelli loro cercavano di ritirarsi verso Caporetto, prendevano verso Cividale. Verso Cividale. E li hanno raggiunti a quell'altezza lì. Cos'erano? Bersaglieri, arditi, ricorda? No, cavalleria. Li hanno sparato, li hanno presi con... Soltanto fucilate. E lì sono stati 3 morti e 2 cavalli morti. 3 tedeschi morti, 2 tedeschi e 1 italiano morti. E cavalli? 3 cavalli. E 2 cavalli morti. E lei quanto distante era? Da questo... Io abitavo lì, abitavo in via Marsala, distante... In via Marsala? Via Marsala, 100 metri, 150 metri distante. E di che classe è? Io del 14. Del 14, quindi aveva 4 anni. 4 anni, ma mi ricordo bene. Questo episodio della ritirata austriaca. Vagamente, però me li ricordo, quello fatto lì mi è rimasto impresso. Era lei e chi? Sì, poi dopo aver visto quel fatto lì, abbiamo saputo che i bersaglieri erano arrivati sul castello a Udine e siamo andati a mangiare il rangio con i bersaglieri che erano arrivati, sì, che erano dietro a piantare la bandiera italiana sul castello. Dopo altri ricordi non so. Ma vuol dire che avevate fame anche voi allora? No, noi praticamente non siamo stati profughi, siamo sempre stati a Udine, perché i miei parenti erano tutti di Cotroipo, di quei paesi limitrofi, e ci portavano un giorno sì, un giorno no, qualcuno arrivava a portarci da mangiare a Udine. Noi non abbiamo mai patito. Che mestiere facevano i suoi? Mio padre era ferroviere del Genio. Del Genio Ferrovieri, ma era scappato già verso Treviso lui. Ah, ecco, quindi è rimasto con sua mamma durante la guerra? Siamo rimasti solo con mia mamma e la famiglia senza il papà, ecco. Ecco, e il nome suo? Scagnetto Aldo. Aldo Scagnetto. Aldo Scagnetto, sì. Con 2 T. 2 T. E la O finale. Scagnetto. Scagnetto. Classe 1914. Sì. Udine. Ottimo. Allora è tutto. Non mi ricordo Io abito a Treviso vicino all'aeroporto Canizzano, non so, su quella zona. Io sono di Casier. Ah, Casier. Ho scritto un libro sul Sile io. Conosco i Barcali, Stefanato. Stefanato. E come mai è venuta qui a Udine lei? Sono venuta dal 29 perché mio marito lavorava a Udine. Perché mio marito faceva il carrozziere. Grazie, bellissimo. Se ho bisogno ancora so di trovarlo, allora. Grazie. Allora la vita era venuta a Udine, allora mio marito è venuto a Udine. Ma lei di che classe è? Io sono del 6. E ricorda qualcosa della prima guerra mondiale? Com'era la situazione lì a Casier? Quei barconi? Abbiamo dovuto scappare perché avevano molato il gas che non si teneva gli occhi aperti. Anche a Casier? Arrivavano le granate. Ah sì? Ma quando? Durante l'estate? No, della guerra del 14. Sì? Ma come mai arrivavano a Casier così lontane dal Piave? Non è mica tanto lontano dal paese. E quindi siete scappati, in che periodo siete scappati? Non mi ricordo. Siamo andati dalle parti di Ferrara. Ah sì? Profughi? E con cosa siete andati profughi? Con cosa siete partiti? Cari, con i tuoi. E chi li portava? Chi era? Suo papà che li portava? Mio papà, mio fratello più vecchio. E siamo arrivati fino a Padova, mi ricordo. E là siamo stati sotto un porticato, ci siamo fermati un po' e dopo abbiamo proseguito. Perché a Ferrara, a Rovigo, eravamo a Rovigo, no?
i nostri signori, i ricchi del paese, aveva delle tenute. Chi era? Toso? Toso? Ah, E siamo andati nelle sue tenute, a Ferrara, a Rovigo. ho capito. E lei come si chiama? Emma Talon. Talon, classe 1906, Casier. E anche da Casier siete dovuti scappare, pensa un po'. Ma ricorda anche i barconi, se lavoravano per i soldati, com'era? No, non mi ricordo perché siamo andati via, siamo stati via fino a che non era finita la guerra. E non avete trovato distruzioni però, No. quando siete tornati a casa voi? Ho capito. Le barche che portano tutto per via mare. Viene su da Venezia. Guarda l'ora, lei. Da noi a Brazzano arrivavano ogni giorno le bombe Sì? alla stazione di Cormone, ogni giorno, perché sapevano che le truppe si spostavano e erano ogni giorno bombe. E non avevate paura voi bambini? Altro che paura. E come? E come facevate? Si stava in casa perché si poteva, ma... Non c'era i rifugi, quella volta. Prego? Non c'erano rifugi. appunto. No. Ma è caduta una bomba anche a Rivignano. Sì? Mi pare che era un rifugio a Brazzano. Ah, Il papà era Ma noi eravamo sempre in casa. E allora nel lettone matrimoniale c'era la nonna con la mamma ed ero io, sono del 12, e mio fratello che è del 15, un lettino di là, un lettino di qua, e mamma e nonna nel letto matrimoniale. A un certo punto, boom! Tutto un buco, una bomba è caduta fra i due letti. Mio fratello tutto di scherzi. La mamma abbiamo sentito perché io ero piccolina, no? La mamma ha sentito ma non ha capito cos'era. È sceso dal letto, è andata giù fino a tutto un graffione della bomba. ha fatto proprio un buco? Sì, siccome sopra la terra non era cemento, non è scoppiata. Ah, fortunatamente. Per fortuna. Ma scusi, Rivignano, dov'è Rivignano? Rivignano È dietro il dopo Carso? Mortegliano, dopo Tarnassone, Rivignano, Flambruzzo. Ma ecco, ho capito, ma è venuta questa bomba durante la ritirata di Caporetto? È durante la guerra, perché come dico, io avevo 5 anni, io sono del 12, quindi del 15 insomma, no? E quello che mi è rimasto impresso dopo di quella faccenda lì, perché sanno i bambini, stiamo poco a dimenticare, basta un braccio della mamma, no? E logicamente ci siamo spostati perché dovevano vedere che io non so se l'hanno levata, questo non lo so. Dopo io mi è rimasto impresso tutta una strada piena di militari, la ritirata, che le donne facevano una polenta, la mettevano sulla finestra e questi disgraziati, poveretti, venivano venivano a prendere sulla finestra, mettevano lì così, no? Senza paura di scottarsi. Era una donna imparava i denti, se potevano anche il dentro. E dopo, siccome la nonna era commerciante, aveva delle stanzone belle grandi, lì sono venuti tutti i tedeschi. E nella casa della mia nonna, che era abbastanza, erano gli ufficiali. E io mi ricordo che fame era fame, però non ci davano, non davano, ma lasciavano, rendo l'idea. No, non ho capito, lasciavano... Non davano, ecco ti do il pane, ma lo lasciavano. Ah, ho capito. Si capisce? Questi tedeschi? Sì, e dopo lì erano gli ufficiali. Ah, allora, gli ufficiali. no? Ed era uno che mi ha visto che ho preso la buccia di una mela. Da allora facevo le bucce così, più grosse. Perché non mi davano a me, non poteva dare una mela, perché si vedeva, dare, no?
Ha visto? Allora, avevano anche rispetto di questi bambini. Ma questo quanto tempo sono rimasti questi ufficiali a casa sua? Oh, sono rimasti finché, perché ci danno sempre cambio, no? Erano sempre pieni gli stanzoni di militari messi a dormire sulla paglia, su quello. Io mi ricordo, mi è rimasto impresso questi tanti soldati sempre che entravano per questo portone che poi appunto andavano a vedere che era lì, la bomba, e non mi ricordo neanche della libertà. Io mi ricordo invece dopo quando sono sposata, che allora sono stata a Udine, l'altra guerra, quella ultima, che allora mi è nato un figlio proprio del 45, che doveva andare in maternità e non avevo niente come andare, e c'era di fronte a me quelli che bagnano le strade, hanno tirato fuori ed era bisogno di benzina, oddio, ma io male, sta ferma lì che così non nasce, ferma lì che così non nasce. Così ha fatto tempo. E sono arrivata là, e io dico che quello lì è il figlio del un allarme, un preallarme. Ascolti, come si chiama lei? Io Comuzzi Letizia. Letizia Nata Comuzzi. a Rivignano. A Rivignano. Ma sono 65 anni che sono sposata qui a Udine. Del 1912 ha detto. Io del 1912. Quanti anni? Ne ho 86. Era pieno di muli. Sempre a Brazzano allora. A Brazzano, sì. Avevate Un grande cortile. E sono venuti con i carretti e i muli nel cortile, insomma. Sì. Era pieno lì. E portavano su i viveri a Gorizia, a Lucinico, si aveva la sussistenza e lasciavano lì sacchi di fagioli, tanto rum, mi ricordo, tanta cioccolata che portavano al fronte. Quindi voi siete stati bene durante la guerra? Durante quando erano gli italiani. Perché sì. avevate soldi? Anche troppo, ma venivano giù i militari di Gorizia, pieni di colera. Sì, mia nonna ha preso il colera, l'hanno portata via in lazzaretto. Sì. E dov'era sto lazzaretto? Il lazzaretto era vicino a Cormons, fuori Cormons. In che zona? In che località? Come? In che posto? In campagna fuori Cormons. Sì. Io però sono nata a Monastiere. Ah, Monastiere. Mi hanno portata 2 anni a Casigliere. Ah, ho capito, Casigliere. Conosco bene quei posti. E dopo adesso si aveva l'alto centro hanno anche noi. portato una filiale dell'ospedale. Sì. Dica. Si aveva anche, dopo sono andati via i muli e sono venuti l'autocentro, aggiustavano lì i camion. I camion. Sì. Sempre in Brazzano? Perché era grande nel nostro cortile. Ah, nel vostro cortile? Nel nostro cortile, fino alla fine della guerra, finché sono scappati. Sì, fino alla ritirata. Sì. Poi poi è stato un periodo che ci portavano giù i militari pieni di colera. E dove li mettevano? Sempre a Cormons? A Brazzano di Cormons. Sì. Sì. Ma stavano lì a Brazzano, quelli col colera? Sì, e li portavano giù pieni di pidocchi. Pidocchi? Tanti, correvano dappertutto in casa. Io mi sono presa tanti e a forza di grattarmi, insomma, piena di crosta, avevo una treccia lunga, ma rasata, altrimenti non guarivo. Ma erano i pidocchi che correvano. Avevamo un grande caminetto con le panchine in giro. Sul focolare, diciamo. Un focolare, sì, con la cappa. E correvano i pidocchi sul coso, sì. Sulla panca del camino? Prego? Sulla panca del camino correvano? Sì, anche sul focolaio che era sopra, insomma. Poi per eliminarli come avete fatto questi pidocchi? Dopo non so, mia mamma a me ha fatto rasare i capelli e seppellirla
Allora, Sono finita la treccia. I bidoni sono rimasti, sembra di americani. Scianca dov'è? Signore, Scianca dov'è? Che avvenimento fiari e forti. La Madonna, sul Sile. Abitavo vicino io. Non so. Signora, scusi, c'è un posto che si chiama Giassico. Giassico? È bello. Io sono proprio nata a Giassico. Perché Io sono nata a Giassico mi parla sempre. e dopo abitavo a Brazzano. A Giassico, un paesetto piccolo, no? Un paesetto piccolo, 4 case. Erano Signora di i Brazzano, Mia matrina. fate una foto. Devo prendere l'acqua. Aspetti un momento che tolgo il carrello magari. Grazie. No, ma c'è un primo piano. Se riesco. Magari sono un fotografo scarso, sa. Quindi viene quello che viene. E se non viene, venga un giorno quando c'è la luce naturale. Allora ci mettiamo fuori con la luce naturale. Ecco, quando dico 3, 1, 2, 3, facciamo un'altra. Volevo che lei, ne faccio un'altra lei. Sì, a questa signora, sì. Vedi anche la signora. Tutte forse. Dunque, 1, 2, 3, opla. Mettiamo a posto la cravatta. Mettiamo a posto la cravatta. Si ricorda tutto, ma però raccontare proprio però... Andiamo signore. Petroni. Guarda che bene che viene Sono qua. state tante di quelle cose. 1, 2, 3, opla. Dopo, se vengono, E ogni comune dice su se non vengono, vengono un'altra volta. C'era un altro comune, Santa Maria Romina, voglio avere tempo. C'è un'altra signora della prima guerra mondiale, però signora Come no? Avanti qualche di Udine. È di Udine, così mi piace, così sto cercando qualcuno di Udine. Vorrei questa foto con la signora. No, Come no? Perché no? Mettila che avevo... Facciamo un altro giorno. Guarda che bene che viene fuori, fermala, allora, opla. Se viene brutta la rifacciamo. La rifacciamo. A me interessa la signora. Signora, che mica è di comprare? Guarda, a casa mia, mantenere i generi elementari e tutto quello che occorreva, si è chiusa una stanza Per nasconderli. perché difatti non ho mai trovato, sono state tante volte a vedere se c'era, non ho mai trovato niente e abbiamo potuto vivere bene. Con quei. Sì. Nessuno li ha mai trovati, insomma. Lei ricorda che lei è troppo giovane. Ah, ma Sono di Trieste. di Trieste, ma di che classe è? E del 13. E quindi ha pochi ricordi della prima guerra mondiale. Però gli ultimi giorni quando sono. Ringrazio lei e spero che venga fuori la foto. Così vengo a trovarla di nuovo. Se non viene, arrivederci. Ma ricorda quando hanno finito la guerra, quando è finita la guerra, il 4 novembre sono arrivati gli italiani, qualcosa? Sì, ma Poco. ricordi assai nebulosi. Molto nebulosi, dice. Ma, Non avevo tanti anni. quindi del 13, dice. Sì, per caso. Oh, lei allora, forza allora. Come si chiama innanzitutto? Lucy Norina, Norina, classe 1912. 12, quindi aveva 5 anni quando sono venuti qua i Sì, tedeschi sì. a Udine. Dove abitava lei? Abitava in via di mezzo. Via di mezzo che sarebbe in centro? Sì, Dal centro, nome? poi, sì, vicino via Cudelia. È proprio... E lì lei è rimasta in città o è scappata? No, siamo rimasti in città, siamo rimasti. E cosa ricorda di quei giorni? Ricordo dei tedeschi che io e mia sorella abbiamo imparato a parlare il tedesco, che mia mamma e povera mia zia avevano aperto uno spazio di vini, no? E venivano i tedeschi
E noi si faceva di interprete, io e mia sorella si faceva di interprete. Ma siete i vostri Avevamo bambini? imparato il tedesco proprio per parlarlo bene, sa? E come avete fatto a imparare il tedesco? Ma che venivano lì, sentendo parlare, abbiamo imparato. Ma avevate già uno spazio a casa vostra? Sì, mia mamma e povera mia zia avevano messo su uno spazio di vino. Già durante la prima che arrivassero i tedeschi, insomma. No, erano già i tedeschi qui. Erano già i Vi tedeschi. hanno lasciato mettere uno spazio? Sì, abbiamo messo uno spazio di vini, povera mia mamma e povera mia zia. Allora venivano questi tedeschi, no? E noi facevamo di interprete, che abbiamo imparato il tedesco subito, Ma sei un po' mia brava. sorella. Sua sorella come si chiamava? Elsa. Si chiama? È viva? Si chiama ancora? Elsa. No. E il vino, dove andavate a prenderlo? Che ce n'era poco in giro? Mia mamma e povera mia zia andavano a piedi, partivano da uno e andavano a Gemona a ordinarlo. Mi ricordo sempre, partivano a piedi. Partivano, sì. Insomma si portavano sto vino. È strano che Gemona è un po' alto per il vino, non è una zona di Eppure vino. andavano lì, si vede che era uno spazio là. Un commerciale, si vede che c'era un magazzino. Sì, un magazzino. E venivano questi tedeschi e io e mia sorella si faceva di interprete. Complimenti, vedi? Questo è il metodo di imparare le lingue, mettendosi in mezzo proprio. Ma quando sono arrivati, voi che eravate bambini, cosa ricorda quando sono scappati gli italiani e quando sono arrivati i tedeschi? Ma ricordo che erano tanti di quei tedeschi, italiani non c'era nessuno. Povero mio papà era in guerra, povero mio papà. Sì, dov'era in guerra? È morto a cosa? Sul Carso? No. Sugli altipiani? Dove abitavo io, dove vivia... A Caporetto? No. Sì, è morto a Caporetto mio papà. Sulla zona proprio durante la ritirata? Sì, proprio la ritirata, hanno preso prigioniero. Ah, l'hanno preso prigioniero? Prigioniero, sì, è stato a cosa prigioniero? E quindi è morto in prigionia? Sì, morto in prigionia di fame è morto. Che mi ricordo che ci ha raccontato un amico di mio padre, che aveva un bel orologio d'oro mio papà, e l'ho dato via per una pagnocca di pane. È finita la pagnocca, non aveva più oro. Non è un problema. Ma in che paese è stato prigioniero suo papà? In che città? In che campo di prigionia? Via... Non ricordo. Ma a Caporetto là, fondo. Sì. Insomma in Ungheria è stato preso prigioniero. è stato mandato in Ungheria. E anche lì morivano da fame. Perché l'Ungheria dicevano che avevano abbastanza da mangiare in Ungheria. Ha dato via un orologio d'oro che aveva per una pagnocca. Con suo papà come si chiamava? Santo. Colussi Santo. Di che classe? Dell'82. Signora, molto gentile, se ho bisogno ancora che mi serve qualcosa la vengo a ritrovare nuovamente di persona, così se ho qualcosa. La ringrazio moltissimo, è stato di bei ricordi. Lei non ricorda ancora se hanno bombardato la città di Udine? C'era fuoco? Hanno bombardato quando sono scappati via gli italiani? Scoppio di Sant'Osvaldo? Di Sant'Osvaldo si dice, sì. Quello sì è famoso. Sì, famoso, che a noi abbiamo preso la casa, abbiamo preso tutto, che si stava lì vicino, no? A Sant'Osvaldo? Sì, a Sant'Osvaldo, a Sant'Osvaldo. Ma a Sant'Osvaldo era in agosto del 17? Sì, in agosto del 17, sì. E abitavate il manicomio, no? Sì, vicino al manicomio. Abitavate lì vicino a Sant'Osvaldo? Sì. Dal grande scoppio ho perso tutto. Sparito la casa. Abbiamo trovato solo la macchina di cucire, una singer, che ne mancava solo quel di mettere il filo, adesso era tutta... Che era tutto a posto? Era a posto, sì, tranne quello per mettere il filo. Per mettere il filo. Pensa un po'. Ma come mai voi non vi siete fatti niente e la casa è crollata? Dove eravate voi? Eravamo scappati. Siete riusciti a scappare? Sì, Perché cosa avete sentito all'inizio? Prima abbiamo sentito come un tuono, come una roba, e poi è scoppiato, e in quella volta siamo scappati.
Siete riusciti a scappare? Siamo riusciti a scappare, mi ricordo che... C'era una bomba, no? Tante bombe. E faceva un rumore sì, quando nel cadeva. 1917. Ma faceva un rumore. E siete scappati che poi verso restavano dove? quei bozzoli. Verso la stazione, verso la stazione, lì siamo scappati. I Drapner che dicevano. Drapner. E dopo io e mia sorella, povera mia mamma che aveva 3, io e mia sorella e un altro bambino più piccolo, povero mio fratello, no? che si chiama? È morto, si chiama Fioravante, si chiama. È morto, povero. Mia mamma è riuscita a scappare e noi siamo rimasti invece di qua, io e mia sorella, che siamo state perdute per 8 giorni, che mia mamma non sapeva niente di noi, io e mia sorella. Con questo grande scoppio? Sì. E dopo come avete fatto a trovarvi? E dopo eravamo, fortuna che quando siamo scappate era una signora che ci conosceva, ci ha portate con lei, no? Ci ha portato non so quanto distante questa povera donna, no? E dopo per mezzo di comunicazioni, di cose, qui siamo riusciti a congiungersi con la mamma, con mio fratello, insomma. E lì siete stati in città, proprio in questa via di mezzo che diceva. Via di mezzo, vi siete sistemati lì e avete... E mia zia, mia mamma, poi hanno aperto un piccolo spazio di vino. Ecco. Ma del momento quando sono arrivati gli italiani non ricorda quando sono scappati dopo Caporetto, la confusione, non ha ricordo. No, non ricordo. E neanche che ci fossero state devastazioni della città, non ha ricordo. No, guarda, devastazioni non devono essere state perché non ricordo. Lei non ne ricorda. E invece durante l'occupazione diciamo tedesca voi avevate questo spazio, e c'era sempre gente che veniva? Tanti tedeschi che mai venivano, ma soprattutto tedeschi? Ufficiali o cosa? Ufficiali, soldati, tutti venivano. E anche gente di Udine volendo poteva? Sì, anche gente di Udine, ma più che altro venivano soldati tedeschi, ufficiali e soldati. Vendevate vino solo o anche grappa? Cosa? Vino e grappa, anche grappa. E non da mangiare? No, non da mangiare, solo vino e grappa. E giocavano a carte anche, non so? No, si aveva solo un tavolo messo per traverso così e lì venivano a bere, ma non mangiare. Avevate un focolare, qualcosa? Sì, si aveva una stanza con focolare, si sedevano lì. Ah, c'era anche il focolare? No. Quindi era un'osteria, diciamo. Voi lo chiamate senza mangiare, un'osteria. O voi lo chiamate spaccio o osteria? Spazio di vino proprio. No, solo vino. E se uno voleva portarsi via un bottiglione lo portava via? Sì. Veniva anche qualcuno del paese, di Udine a prendersi del vino allora? Anche di Udine veniva. Ma erano tutti scappati? Era rimasta poca gente di Udine. Ah sì? Di Udine poca gente? Poca gente scappata. E quando è finita la guerra, cosa ricorda degli ultimi giorni? E ricordo una gran confusione di soldati, era una gran confusione, ricordo. I soldati quando venivano, andavano, non si abitava proprio vicino alla stazione.